Veniamo adesso ai temi del lavoro e la crisi. A Scorsè assemblea davanti alla Ilnor, l'azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di laminati metallici, è chiusa dal 1° di aprile scorso dopo l'annuncio della proprietà di voler trasferire l'intera lavorazione in Lombardia. I dipendenti sono in cassa integrazione da luglio. Lucia Cappelletti. Sono tornati a riunirsi in assemblea davanti a quella che chiamano la loro azienda, perché i 70 lavoratori della Ilnor di Gardigiano di Scorsè, dove la produzione è ferma dal 1° aprile, non mollano e sperano ancora che un compratore si faccia avanti. Si avvicina infatti il 30 novembre, data in cui scadrà il periodo di 6 mesi che la proprietà, la bresciana Reading Newti Metalli, in accordo con le parti sociali, si era data come tempo massimo per mantenere lo stabilimento nelle stesse condizioni in vista della vendita. Ma ora il rischio smembramento si fa concreto. L'azienda darebbe priorità alla vendita di singoli macchinari e questo smantellerebbe tutto il progetto che abbiamo messo in piedi. Non ci sarebbe più la fabbrica nelle condizioni in cui l'abbiamo lasciata e quindi non sarebbe appetibile per chiunque volesse comprarla. I tempi per mettere l'azienda sul mercato si sono allungati, dunque il periodo di vincolo va prolungato, chiedono i lavoratori, che lanciano un appello al mondo imprenditoriale e alla politica, al loro fianco il comune di Scorsè. La cosa che affermiamo e che diamo sicurezza ai signori Newti è che questa fabbrica chiaramente non cambierà come destinazione d'uso, resterà tale e quale fin tanto che ci sarà l'amministrazione del comune di Scorsè. Ilnor è ancora competitiva e il settore dei laminati è in forte crescita, puntualizzano i sindacati, che insieme alla Regione hanno chiesto la convocazione di un nuovo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo uno stabilimento che è competitivo perché ci sono gli impianti all'avanguardia e abbiamo tutte le professionalità. Quello che chiediamo e quello che manca è un imprenditore che abbia il coraggio di investire e di riprendere l'attività produttiva.